Trattiene le lacrime a stento, nella mente il ricordo indelebile dei due uomini che venerdì scorso hanno tentato di violentare la nipote che l'aspettava per una passeggiata con altre due amiche. Non è facile ripensare a quei minuti di terrore. Diciamo che è scioccata. Cerchiamo di aiutarci, di dimenticare. Dimenticare, per provare a farla ritornare al lavoro. Da quel giorno la giovane donna non esce più da casa, si è chiusa nel dolore e parla solo con chi le è stata vicina da quel maledetto venerdì. Molto spaventata e ha più paura di ogni movimento. Nei prossimi giorni sarà visitata da uno psicologo. La famiglia spera che possa superare lo shock dovuto al maniaco che si è avvicinato con la scusa di chiederle un'informazione per poi cominciarla a palpeggiare. Ha paura di uscire da casa. Ho visto questa persona in faccia, ma non lo sapevo precisamente che era proprio lui. I volti dei due incisi nella mente e che li ha poi descritti ai carabinieri durante la denuncia ai militari durata diverse ore, ma la paura ora è tanta. Temono ancora conseguenze, anche lei è spaventata che possa rivederli per strada. Da quel giorno evita di passare per la zona di San Lazzaro. È successo proprio con me questo, io mi butto in acqua, io mi finisco la vita. E chiude con queste parole. Se non successo grave con lei, poteva succedere con altre persone che camminano, che non sanno cosa aspetta dietro le spalle di loro. Basta così.